Paola Frassinetti nacque a Genova il 3 marzo 1809 in una famiglia molto religiosa. Sin da piccola, Paola mostrava una profonda devozione a Dio e una grande bontà d'animo. I suoi 4 fratelli divennero tutti sacerdoti e uno di loro, Giuseppe, è venerabile. Paola iniziò il suo apostolato accanto al fratello Giuseppe, parroco a San Pietro in Quinto. Giuseppe aveva istituito una scuola per ragazze povere e affidò la direzione a Paola. Lei accettò con entusiasmo e iniziò a dedicarsi all'educazione delle bambine e delle giovani. Non si limitava alle sole ore di scuola. Alla fine delle lezioni, Paola portava le sue allieve a passeggio per i boschi, le colline e lungo le rive del mare, conversando con loro su argomenti spirituali e morali. Paola desiderava fondare un istituto religioso che potesse offrire alle giovani un luogo dove amare Gesù e crescere nella santità. Pregava il Signore perché concedesse a queste ragazze un nuovo giardino mistico. Il 12 agosto, festa di Santa Chiara, Paola e 6 compagne fecero i voti religiosi, segnando l'inizio del nuovo istituto delle Dorotee. Un incontro provvidenziale con Luigi Passi di Bergamo cambiò il corso della sua opera. Luigi aveva fondato una congregazione di donne cristiane per l'istruzione catechistica sotto la protezione di Santa Dorotea, ma cercava una congregazione religiosa a cui affidare la sua opera. Avendo sentito parlare di Paola, gli propose di assumere la responsabilità della sua iniziativa. Paola riconobbe l'opportunità e accettò, dando alla sua comunità il nome di Istituto di Santa Dorotea. Papa Gregorio XVI affidò alle Dorotee l'incarico di riformare l'antico istituto di Santa Maria del Rifugio presso San Onofrio sul Quirinale. Paola si stabilì lì e l'istituto iniziò a diffondersi in tutta Italia e oltre i confini, raggiungendo molte parti del mondo. Verso la fine della sua vita, Paola era ormai prossima alla morte. Dopo una lunga vita dedicata a Dio, nella preghiera e nel servizio alle giovani, il Signore accolse il suo sacrificio. L'11 giugno 1882, dopo aver ricevuto la visita di Giovanni Bosco, Paola volò al cielo, lasciando dietro di sé un'eredità di amore e dedizione. Paola Frassinetti è ricordata non solo per la sua devozione religiosa, ma anche per il suo instancabile impegno nell'educazione e nella crescita spirituale delle giovani. La sua vita è un esempio di amore e sacrificio, e la sua opera continua a vivere attraverso l'Istituto di Santa Dorotea, che ancora oggi ispira e guida tante persone nel loro cammino di fede. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.